Si chiude con la sesta vittoria in carriera di Said Boudalia, la 10ª edizione della CRAI Cagliari Respira, la mezza maratona organizzata dalla SD Marathon Club di Paolo Serra. Il marocchino quest'anno porta colori proprio della SD Marathon Club. In una calda giornata di sole e aria frizzantina senza vento ha fatto il vuoto già dal centro storico cittadino, chiudendo la contesa in 1 ora, 8 minuti e 20 secondi. È bellissima gara, sono gli avversari, però io ci provo sempre, fino adesso è andata bene e sono contento. Dietro di lui un altro marocchino, Midar Hisham della podistica castelfranchese, che ha chiuso in 1 ora, 10 minuti e 8 secondi. È una gara bellissima dove ho fatto il mio miglior tempo, 1 ora e 10:08, sono contentissimo. Sul terzo gradino del podio Diego Avon, che ha chiuso in 1 ora, 10 minuti e 37 secondi. Sono contento del piazzamento ma non del tempo, perché stavo correndo da un ritmo molto più forte, poi improvvisamente gli ultimi 5 km ho sentito una crisi e ho dovuto rallentare, tant'è che ero secondo e poi mi sono lasciato sfilare anche da quello che è arrivato secondo. In campo femminile bel testa a testa tra l'azzurra Emma Quaglia e la sarda Claudia Pinna, che alla vigilia dei 40 anni continua a dettare legge in tutte le competizioni di spessore. Quaglia ha chiuso in 1 ora, 16 minuti e 28 secondi. Una gara veramente bella, l'anno prossimo porterò un po' di amici da Genova. Claudia Pinna ha chiuso in 1 ora, 16 minuti e 41 secondi. Una bellissima gara abbiamo fatto, insomma, per un percorso come Cagliari, una città splendida, meritava veramente di avere un duello con una rivale di sempre, quindi dai tempi degli universitari che io e Emma ci sfidiamo, quindi ritrovarla ancora oggi è stato veramente un grande piacere, anche perché è uscita una gara di un grande valore tecnico. Sul terzo gradino del podio un'altra sarda, Manuela Manca, in 1 ora, 19 minuti e 41 secondi. Si aspetta anche questa 10ª candelina, ciò che impressiona come tutto l'avere a puntino. Sì, finora è finato tutto liscio, va benissimo, siamo contenti, abbiamo lavorato bene, questa è la gratificazione. Insomma, il pubblico che applaude, gli arrivi importanti, insomma, mi fa piacere, ecco.